Sulle montagne che sovrastano la Versilia sorge la frazione di Corsani con il comune di Massarosa e noi vi diamo il benvenuto proprio da questa frazione per l'annuale trofeo SC Corsanico. Gara per Elite Under 23 che ormai veramente da tantissimi anni nel calendario nazionale e che ha visto anche l'assegnazione tricolore nel 2019. Una gara che si corre proprio in questa frazione che è conosciuta non solo per questa gara ma anche per l'organo monumentale posto nella chiesa di San Michele, l'organo monumentale creato, costruito dal 1602 al 1606, utilizzato anche per concerti. Basti pensare che il 2 luglio 2005 dopo l'inaugurazione del restauro fu presente il presidente del Senato Marcello Pera. Intanto siamo passati alle presentazioni squadre. Saranno 19 le formazioni al via per 100 atleti totali, un percorso ovviamente che poi vi ricorderemo andando avanti durante la nostra cronaca. La società organizzatrice che ha già avuto un impegno organizzativo abbastanza importante nel mese di giugno, ovvero quello del meeting nazionale che bisserà il prossimo anno nel 2026 e che ha visto comunque riuscitissima la manifestazione per bambini. Già lo scorso anno c'era stato il meeting regionale, quest'anno il meeting nazionale che proprio il prossimo anno vedrà ancora impegnato la società di Doriano Angeli e con tutti i suoi collaboratori al suo fianco. Le immagini delle varie formazioni, questa ad esempio abbiamo visto anche la Pistoiese, abbiamo visto Timo Pla, questa è l'MBH Bank, la società che tra le sue, abbiamo visto proprio tra le sue fila, può vantare Edoardo Cipollini, terzo alla Firenze Viareggio. E quindi insomma stiamo vedendo anche quelle che sono le operazioni di pre-gara e la partenza ufficiosa. Abbiamo visto presente anche il presidente Castellani del comitato provinciale di Lucca della Feder Ciclismo. Quindi trasferimento, ricordiamo anche il collegio di giuria presieduto da Federico Occhini con Angela Antonio Cocca componente e Viola Tofani, con il giudice d'arrivo Alessandra Paolini e il componente su moto Cosimo Damiano Patruno. Questi ovviamente la giuria, mentre abbiamo visto una delle due moto di direzione di corsa affidata ad Alessio Baudone da Marco Casini. Eccolo qui Marco Casini, siamo al chilometro zero per il via che verrà dato ovviamente un po' tutto al femminile ma non solo, perché è presente Valentina Mercanti del Consiglio regionale della Toscana, l'assessore allo sport e ovviamente anche consigliere provinciale Federico Gilardetti, la sindaca Simona Barsotti di Massarosa per dare il via, più Luca Menichetti, il presidente del comitato regionale della Federciclismo e anche il presidente provinciale della Federciclismo Pierluigi Castellani, e della società organizzatrice rappresenta Antonio Grotti. Intanto stiamo vedendo proprio le prime immagini, primo scatto con tre atleti, Giosuè Crescioli che prova anche lui ad inserirsi in questo tentativo, atleta della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, corridore che lo scorso anno fece un buonissimo finale di stagione, è già davanti, però velocissima la partenza che ha visto questa gara. Stiamo vedendo proprio le prime immagini della corsa con proprio il portacolori della Maltinti Lampadari che l'anno scorso trionfò in casa Cerreto Guidi nel Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, che quest'anno è passata alla categoria juniores. Mentre siamo passati al 12° chilometro di gara con un tentativo di fuga, questo che vediamo è Damiano Petri del Timo Pla, primo anno in categoria, 3 vittorie lo scorso anno nella categoria juniores con la maglia polisportiva monsummanese. Siamo praticamente all'inizio del Magno con a chiudere il corridore della Zappi Racing Team Talis Pitchard, che l'anno scorso riuscirono a vincere. In questo drappello fa parte anche Alessio Ninci, come possiamo vedere nel dettaglio, della Gragnano, e davanti a fare l'andatura Matteo Lapo Bozicevic della formazione MGK Vis, formazione ovviamente che punterà sicuramente a fare bene. Vediamo che sono venuti via però due corridori, si tratta di un portacolori della BS Carrera che è riuscito a venire via, si tratta di Andrea Donati davanti a fare il ritmo della BS e Ninci proprio della Gragnano, la formazione di Patron Palandri. Dicevamo la BS Carrera, formazione che ha trionfato, l'abbiamo ancora negli occhi, la doppietta proprio nella Versilia a Viareggio, della Firenze Viareggio, la classica di Ferragosto, con l'arrivo, il successo del corridore versiliese
dati davanti a Iacomoni, e chissà che oggi ci vogliano riprovare. Non è presente il vincitore della corsa, non è presente nessuno dei due, in realtà non è presente neanche Iacomoni, però comunque sia un roster di tutto rispetto, la formazione diretta in ammirare da Dario Nicoletti. Mentre noi andiamo anche per quello che riguarda i ringraziamenti dalla corsa alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alla Soveco, alla Antifermo Blop, alla Omnis TLC, alla Atomei, alla Farmacie Comunali Farmas, alla Avis, all'Agraria Bonuccelli Andrea, alla Braccini e Bazzi, alla Stel. Questi alcuni ringraziamenti dalla corsa. Vediamo che dietro intanto stanno provando ad uscire altri uomini, ma siamo intanto passati già al 23esimo chilometro di gara. Siamo in fondo alla discesa del Pitoro con alcuni atleti. Riconosciamo il vincitore dello scorso anno, il gallese William Erding, vincitore lo scorso anno, venuto via bravissimo l'anno scorso, riuscì a fare una bellissima prova. Con lui viaggiano Matteo Lapobosicevic e Gregorio Butteroni, due atleti toscani sulla testa della corsa. Butteroni quello che riguarda la polisportiva tripletelo, per quello che riguarda invece Bosicevic, corridore, abbiamo ricordato prima, della MGK Vis. Una corsa questa che ha visto negli anni vincere l'anno scorso Werding, poi Anzaloni nel 2023, l'anno scorso arrivò sul podio e abbiamo ancora nelle immagini le sue lacrime all'arrivo, rincuorato da Flavio Zappi per quel podio, per un finale di stagione che poi gli regalò il successo a Varignana. Se ci sta guardando gli facciamo un grande saluto a Emanuele Anzaloni, che quest'anno corre con un'altra maglia. Poi il 2022 la vittoria di Gabriele Porta del team Opla. Verre nel 2021, la vittoria poi tricolore di Marco Frigo nel 2019 in Maya Zalf, e poi ovviamente le vittorie e il poker della formazione di Luca Scinto e di Citracca, la Neri Sottoli, ovvero la Finauto, che vinse nel 2005 con Mirenda, 2006 Proni, Ginanni 2007 e Vona nel 2008, poi Aldo Zanetti nel 2007, Luca Daddi nel 93, fino ad arrivare nel 91 la vittoria di Sandro Manzi, che noi conosciamo molto bene, essendo la voce radioinformazione delle corse che sentiamo tante volte in gara. Siamo intanto passati al 42esimo chilometro di gara, stiamo risalendo per arrivare praticamente sotto il traguardo, il primo passaggio. Vediamo che Erding sta facendo il ritmo sulla testa di questo gruppetto, perché è un gruppo veramente molto folto, come possiamo vedere nel dettaglio. Adesso si passerà e si farà un altro giro differente rispetto a prima, poi gli ultimi due giri saranno completamente identici, ma solo gli ultimi due giri. Questa è una delle corse probabilmente molto più impegnative, molto più dure e belle, anche perché sono combattute fino all'ultimo, nelle ultime edizioni. Siamo già nella zona transennata con la nostra moto guidata da Massimo Capocchi, con Daniele Ciampi sopra per il passaggio. Li facciamo anche sfilare un bel numero, dovrebbero essere un 18-19 atleti sulla testa della corsa in questo momento, chiusa nel dettaglio da Andrea Alfio Bruno, il siciliano del team Opla, che quest'anno è cresciuto tantissimo. E intanto stiamo vedendo proprio anche nel dettaglio come la strada non smette mai di salire anche dopo l'arrivo, anzi ci sono delle salite molto impegnative, quindi c'è da stare molto attenti. Ringraziamenti ancora dalla corsa alla Braccini e Barsi, al ristoranterino, alla Alessandro da Prata Alessandro, all'impresa edile Tardelli Andrea, alla Tomei, all'edilizia artigiana Panconi e alla barbershop di Nero. Questi alcuni ringraziamenti, oltre che a quelli della Omnis TLC, all'Antifermo, alla Eye Care Pharmacity. Intanto stiamo vedendo il passaggio con Matteo Lapobosicevic a fare l'andatura sul drappello che si è creato davanti, un drappello che dovrebbe essere composto da 19 corridori, mentre stanno passando ancora al passaggio dalla cima del pedona gli altri atleti. Non è ovviamente il pedona che è stato affrontato, tra l'altro è stato ovviamente dagli atleti della Firenze Viareggio il 15 di agosto. Intanto siamo in questo momento al 45esimo chilometro di gara, siamo a metà della salita del Magno con la fuga, con gli atleti che stanno componendo questo attacco corposo. Vediamo diverse sono le maglie che si sono andate a comporre e si vede anche nel dettaglio una fuga abbastanza ben composta, perché vediamo che davanti oltre a Bosicevic ci sono anche maglie della MBH Bank, Ballan, CSB, la formazione che abbiamo detto tra i suoi può vantare anche ad esempio Masciarelli, che ha vinto in Liberazione di Roma, c'è Manuel Oioli, c'è Cipollini che viene fuori da un bellissimo momento di condizione. Quindi noi cerchiamo anche piano piano di farvi vedere
Volpato della Campana Imballaggi che è passato davanti a noi, c'è anche Parravano, il corridore ciociaro della formazione della MGK Vis, Andrea Innocenti che proprio qui qualche anno fa quando vinse Gabriele Porta tornò a indossare il numero con la Park Prix, tornò praticamente in gara, il corridore sappiamo ovviamente, e dimostrò subito il suo valore. E davanti è la formazione della Unione Ciclistica Pistoiese, la formazione diretta in ammiraglia da Emanuele Scardigli che davanti sta facendo l'andatura, si è messa a lavorare per cercare di rientrare. Il ritardo del gruppo in questo momento è di 1 primo e 25 secondi e sono proprio gli atleti che durante la gara del 15 di agosto hanno probabilmente più sorpreso con la prestazione di Nordal, il corridore nord europeo che era riuscito sul pedona a rimanere agganciato alla coppia della BS Carrera, e poi sulla discesa del pedona purtroppo vide andare in fumo tutte le sue speranze di potersi giocare quella vittoria, essendo anche un corridore abbastanza veloce, anche se avrebbe avuto da fare con il gioco forza della formazione lombarda della BS Carrera. Ancora i ringraziamenti della corsa per quello che riguarda la Roen, il Baretto, all'agenzia Ceragioli, all'auto Italica, alla Bar Giusti, all'impresa edile Pardini Leonardo, alla Antifermo Idrotermosanitari, alla Rosi Pietro. Mentre siamo con la fuga, e noi possiamo anche darvi quindi la composizione anche visiva, abbiamo Mark Valent per quello che riguarda la MBH Bank Ballan CSB, con lui viaggia anche i compagni di squadra Masciarelli, vincitore del Gran Premio Liberazione di Roma, Cipollini insieme anche a loro. Poi abbiamo con loro De Laurentiis, della Aran Cucine Veius, Cantoni dell'MGK Vis, con lui dovrebbe esserci Parravano e Bosicevic, anche loro dell'MGK Vis, Cattani della formazione della Team Tecnipes di Francesco Chicchi, poi Pizzi della Polisportiva Tripetetolo, Lucca e Ninci della Gragnano di Palandri, poi abbiamo Vecchiuti, poi abbiamo anche Martini per quello che riguarda la formazione della Tecnipes, abbiamo Volpato della Campana Imballaggi, Piccini, altro atleta della Gragnano, Bruno della formazione, Andrea Alfio Bruno del team Opla, e abbiamo il vincitore dello scorso anno, ovvero il gallese William Erding. Questa è la composizione, sono in totale 19, e Giannelli anche della VPM che ci eravamo dimenticato, oltre che a Salomone che è un altro atleta della formazione del team Opla. 19 atleti sulla testa di questo trofeo corsanico, abbiamo 19 atleti e vediamo che le ammiraglie si stanno riportando sugli atleti, hanno già passato il gruppo, sono sempre le maglie della Pistoiese a fare il ritmo davanti, 1,25 adesso il ritardo del gruppo in questo momento, quando abbiamo fatto esattamente 56 chilometri di gara. E nel dettaglio a fare l'andatura sul gruppo il corridore della formazione della Pistoiese, si trattava nel dettaglio di Matteo Spanio che sta facendo il ritmo, anche lui il primo anno in categoria per Matteo Spanio alla corte della Pistoiese proprio in questo anno, mentre siamo già piombati in questo momento al 71esimo chilometro di gara con un atleta che prova ad uscire, si tratta del corridore massese Matteo Lapo Bosicevic che prova ad uscire. Nel dettaglio erano 3 atleti sulla testa della corsa per quello che riguarda la formazione dell'MGK Vis, ovvero lui con Cantoni e con il ciociaro Parravano, e poi c'erano anche 3 atleti, comunque occhio agli atleti della MBH Bank Ballan CSB, e oggi in ammiraglia c'è Martinelli, figlio d'arte, perché è il figlio di Beppe Martinelli, ex professionista, ha attaccato la bicicletta al chiodo da pochissimo, è stato sicuramente, ha fatto la sua esperienza, nell'ultima è stato anche diretto dal papà Giuseppe Martinelli che è stato direttore sportivo tra le altre anche di Vincenzo Nibali, di Marco Pantani, con cui ha vinto anche il Giro e il Tour del 98. Mentre stiamo vedendo dietro, facciamo anche un attimo di situazione, ed eccolo lì Edoardo Cipollini in penultima posizione del gruppo davanti a Giannelli, che è il corridore della VPM, che l'atleta che chiude il drappello di fuggitivi sulla testa. Ricordiamo che questo è l'impegno organizzativo CLU per quello che riguarda la società di Doriano Angeli, che però nel mese di giugno ha già organizzato il grandissimo meeting nazionale, una bellissima festa, dobbiamo dire, bellissimi bambini che si sono divertiti per 4 giorni e che il prossimo anno bisseranno nel 2026, quindi un grande impegno anche per il prossimo anno per la società di Doriano Angeli, con tutti i suoi collaboratori, Marco Panconi, Antonio Grotti che abbiamo visto anche alla partenza, mentre sempre la formazione della Pistoiese si è molto assottigliato il gruppo, come possiamo vedere,
c'è un gruppo, possiamo dire un gruppo che si è assottigliato sotto la spinta della Pistoiese, formazione forse una delle poche rimasta fuori dal tentativo, e il ritardo che si avvicina. Siamo a 35 secondi ritardo del gruppo, mentre siamo già in fondo alla discesa all'81esimo chilometro di gara, siamo in fondo alla discesa del Pitolo e si sono, sembra, riuniti tutti. C'è una maglia della Pistoiese, quindi vuol dire che si sono riuniti in questo momento. Il tentativo della formazione di Scardigli è andato a buon fine, quindi sono rientrati anche gli atleti alle spalle. Il ritardo era di 35 secondi, come abbiamo ricordato in precedenza. Ricordiamo sempre i ringraziamenti della corsa per la Infixart, alla Car Toscana, alla Mundial Serie, alla CACR, alla Soveco, alla Omnis TLC, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alla Regione Toscana, alla Soveco, all'Antifermo, alla Avis, alla Capannina del Pollino, mentre invece siamo intanto con le immagini all'88esimo chilometro di gara e abbiamo degli atleti sulla testa della corsa. Li diciamo tutti: Andrea Cantoni sta facendo il ritmo davanti dell'MG Capavis, alle sue spalle c'è Simone Lucca della Gragnano Sporting Club, poi dietro delle due maglie della MBH Bank di Martinelli, ovvero Mark Valent l'ungherese, con lui Manuel Oioli, già vincitore in stagione, e poi con loro viaggia Martini della Team Tecnipesi in Emilia Romagna, formazione che ha già trionfato con Ansaloni. Questa è una corsa che il direttore sportivo Francesco Chicchi conosce bene, essendo versigliese e conoscendo a memoria queste strade, quindi dietro si muove le maglie della formazione della Team Opla, e sembra essere il siciliano Andrea Alfio Bruno che sta prendendo in mano l'operazione. Una grandissima crescita. Tra l'altro davanti c'è un corridore che ha fatto la selezione, perché ad esempio quando Masciarelli vinse, ed eccolo qui il vincitore del Gran Premio Liberazione di Roma, noi ve l'abbiamo fatto vedere in diretta, il Gran Premio Liberazione di Roma, quel giorno Masciarelli fece un numero grazie anche all'ungherese Mark Valent, che fece un grandissimo lavoro per lui, come detto anche durante poi l'intervista post gara dallo stesso Masciarelli. Quindi due uomini che si escono dal gruppo, abbiamo detto il siciliano Andrea Alfio Bruno e Lorenzo Masciarelli che escono dal gruppo, e dietro sono le maglie della BS Carrera Premac a fare il ritmo su quello che rimane del gruppo. In seconda posizione riconosciamo Francesco Parravano, sempre attivo. È una corsa che probabilmente si addice anche alle caratteristiche del corridore della MG Capavis, che comunque davanti a Cantoni può rimanere a ruota, mentre davanti sempre le maglie della BS Carrera, rimaste fuori dal tentativo per ora di fuga degli atleti che sono al comando. Un ringraziamento anche alla Moto Guzzi di Prato, che sta tenendo ovviamente, per quello che riguarda la situazione della sicurezza in corsa, questi ragazzi, scorta tecnica affidata a loro. Siamo intanto al 93esimo chilometro di gara, la situazione è di nuovo cambiata, la bellezza della corsa, il trofeo Corsani che è proprio questo, ed è un attacco in blocco della formazione della MBH Bank Ballan CSB con 3 maglie davanti, e riconosciamo che in seconda posizione Edoardo Cipollini in seconda posizione, davanti a fare l'andatura si tratta di Bracalente che sta facendo il marchigiano Bracalente, lo scalatore della MBH Bank Colpa Ballan CSB, che sta provando a portare via il corridore. Con lui viaggia il corridore lucchese, figlio d'arte, nipote d'arte perché figlio di Cesare Cipollini, Edoardo, che terzo alla Firenze Viareggio, esce fuori da un momento di molto splendore, abbiamo detto terzo alla Firenze Viareggio, e grande ritmo da parte, continua ancora a fare ritmo Bracalente, continua a fare ritmo Diego Bracalente, vediamolo, abbiamo visto il fratello Francesco Cipollini cercare anche di dare rifornimento al fratello, mentre stiamo vedendo i due atleti MBH Bank, eccoli che stanno, e guardate chi c'è Mario Cipollini che dà rifornimento al nipote, lo zio Mario, che non ha fatto mancare l'apporto neanche nella gara del 15 d'agosto, era arrivato in bicicletta, questa volta invece è lì, ha dato la borraccia, le parole, la commozione, abbiamo ancora davanti agli occhi la commozione di Edoardo il 15 di agosto, le lacrime per lo zio
che ha detto mi ha preso in un momento particolare, lì mi si è stretto un po' il cuore anche a me nel momento che gli stavo parlando, perché un ragazzo che fa vedere veramente quello che ha attraversato e la bellezza di vedere come un ex campione del mondo come Mario Cipollini è lì per dare manforte al nipote, lo lascia andare, vediamo Cipollini è un attimo un po' distante con Bracalente a disegnare le curve in questo momento. Diego Bracalente è un attacco in forza, quello della NBH Bank, Ballan, CSB Kolpak che sta facendo praticamente un grande lavoro e dietro vediamo chi si è mosso, le maglie del team Tecnipes, prova a rientrare in questo momento, è uno che a cronometro se la cava bene, è stato campione italiano delle prove contro il tempo nella categoria juniores quando era in maglia Busteso Olonia, si tratta di Cattani, Alessandro Cattani della formazione della team Tecnipes in Emilia Romagna, formazione che ha un feeling con questa corsa e dietro abbiamo questo drappello chiuso dal siciliano Andrea Alfio Bruno e davanti due maglie della NBH Bank anche in questo tentativo, si tratta di Lorenzo Masciarelli e di Mark Valent, poi William Erding a fare l'andatura, il vincitore dello scorso anno, numero 1 sulle spalle, numero pesante per lui, il corridore di Flavio Zappi che lo scorso anno trionfò, Francesco Parravano della formazione dell'MG KVIS, Bicelli della formazione della BS Carrera e Leonardo Volpato della Campana Imballaggi. Questi sono gli atleti che compongono, che stanno per riportarsi sul terzetto al comando, quindi fra un po' avremo un gruppo molto più folto, i tre stanno per essere ripresi, adesso Volpato che in Toscana da Juniores si è aggiudicato il primo giro ciclistico della Valdera quando indossava la maglia dell'Unione Ciclistica Giorgione ed eccoli qui, stanno per rientrare, eccolo il grande trainamento che ha portato il rientrati, quindi si azzera il tentativo della NBH Bank che quest'anno si è portata qui probabilmente per fare la corsa e sta facendo una grande corsa, ci viene da dire, non voglio essere di parte, però veramente stanno facendo una grandissima corsa, una grande impegno quello che c'è stato per ora da parte della formazione lombarda, che dobbiamo riconoscerlo. Altri ringraziamenti per quello che riguarda la corsa ai vari sponsor. Intanto siamo dietro con questo tentativo con Matteo Regnanti, Andrea Innocenti, Martini, il corridore della formazione del team Tecnipes a chiudere questo tentativo. Poi vediamo chi c'è anche, c'è De Laurentiis dell'Aran, Cucine Veius, mentre qui siamo ancora con dietro con Lucca, con Valent, con Salomone, Gabriel Salomone, eccoli qui, e con loro c'è Rossi della formazione di BS Carrera Premac, poi c'è Bagnara del team Tecnipes in Emilia Romagna, Testov anche il corridore che stiamo vedendo, questo è un po' il drappello ancora più dietro, ritardo, il drappello che abbiamo visto 55 secondi, 40 il drappello con Cantoni, Regnanti, Innocenti, Martini, ma siamo già alla cima con Del Magno, con gli atleti al comando, sono due, mani basse, lo riconosciamo nel dettaglio, potrebbe e dovrebbe essere Manuel Oioli e con lui viaggia Alessandro Cattani che prende adesso il rifornimento. La maglia, le due formazioni più attive, quella della Team Tecnipes che ha vinto nel 2023 con Anzaloni e l'anno scorso secondo e terzo sul podio alle spalle dello scatenato William Erding, e quest'oggi sono lì, e quell'altra formazione, l'NBH Bank, Ballan, CSB Kolpak, l'altra formazione, le due formazioni più attive. Siamo in cima al Magno con i due atleti che stanno componendo la fuga nel dettaglio, eccoli qui. Stiamo seguendo, li lasciamo andare proprio in cima, li aspettiamo, vediamo anche il ritardo che si compone sugli altri. Siamo a una ventina di secondi con Bicelli, Volpato, Masciarelli, Parravano, Erding, Cipollini. Questo è il drappello. Abbiamo visto passare anche la moto del giudice moto patruno mentre stiamo vedendo il drappello qui alle spalle con Salomone, De Laurentiis, Zetsov, Lucca, Innocenti. Questo è un ritardo di una cinquantina di secondi. 120 km di gara percorsi fin qui. Adesso si inizia a fare veramente sul serio, inizia a sentirsi anche le gambe un po' più molli. Un ringraziamento anche alla moto, alla radioinformazione e ovviamente a Bike Pegasus Service, che a Valerio Donati che vediamo dietro sta seguendo le immagini. Era una delle due moto in gara per quello che riguarda
la radioinformazione. Siamo sempre con i due al comando, con il corridore della NBH Bank, Ballan CSB Kolpak, ovvero Manuel Oioli, e con lui Alessandro Cattani, approdato quest'anno alla corte di Chicchi della Tecnipes. Ci hanno creduto molto, se ne parlava quando proprio era appena nato il discorso con Francesco, dicevamo, no? Parlava molto bene di questo ragazzo, è cresciuto molto, già alla Firenze-Empoli era già davanti, quinto posto se non sbaglio alla Firenze-Empoli quel giorno, e siamo già al cartello indicativo Corsanico, passato da poco con i due atleti. Questa è la salita che stanno facendo gli atleti per portarsi di nuovo al passaggio. Vedremo anche i ritardi per quello che riguarda il gruppo inseguitore. Una corsa che come sempre esplode, regala emozioni. Io lo dico sempre, si dice ma queste sono corse bellissime perché sono corse dove c'è un po' di battaglia, dove questa è combattuta dal primo all'ultimo chilometro, è una corsa che ti fa emozionare lungo andare, quindi bisogna veramente fare complimenti agli organizzatori, alla società ciclistica Corsanico di Doriano Angeli, e ovviamente che ci mette grande impegno, perché è una grandissima emozione, e quando fanno le cose si vede anche nell'impegno del mese di giugno con i giovanissimi, che ricordiamo il prossimo anno 2026 meeting nazionale di nuovo affidato alla società Corsanico. Intanto stiamo al passaggio con la telecamera di Antonella Protesi Innocenti che prende il passaggio di Cattani e Oioli. Andiamo a vedere anche quello che è il vantaggio dei due uomini. Eccoli qui, il drappello comprendente Bracalente, Volpato, Bruno, Masciarelli. Questo quartetto 32 secondi, passa ora il drappello con dentro il vincitore dello scorso anno, William Herding, che guida la riscossa a 45 secondi per Herding, Bicelli, Cipollini, Parravano e Cantoni. Questa è la corsa in 45 secondi, stanno arrivando a 1,25 Lucca, Innocenti, Martini e De Laurentiis. Questi sono gli atleti che stanno passando ora nel dettaglio a 1,25. E poi altro drappello con dentro Gabriel Salomone, Matteo Regnanti, Mark Valent, Zetsov, e a chiudere Luca Bagnara. Vediamo che sul palco è arrivato anche Mauro Renzoni della Commissione Nazionale Giovanile. Si inizia già in questo momento a salire sul pedona con i due atleti al comando, con Oioli e Cattani. Vedremo chi riuscirà a giudicarsi, se saranno loro, se da dietro rientreranno altri atleti. Ringraziamenti anche dalla corsa per quello che riguarda il gruppo Fratres, gruppo edilizia artigiana di Simoncini Francesco. Ringraziamento anche per il circolo di Corsanico, il forno di Giuliano e Maretta, alla Vale Lux, all'agenzia Ceraioli, al Baretto, alla Romanina, alla Cassa di Risparmio di Lucca, alla tenuta Mariani Segreto, alla Omnis TLC, all'Antifermo Termosanitaria, alla Soveco, alla Regione Toscana, alla iCare. Mentre stiamo vedendo intanto, e occhio perché è partito Lorenzo Masciarelli, con dietro Bruno, e lasciato sul posto sia Bruno che l'altro corridore. Passa ora uno scatenato Parravano che prova a rincorrere da dietro, e vediamo chi passano. Sembra essere Bracalente il corridore che passa ora, con lui Cantoni, passa ora Bicelli con William Herding, e passa ora Edoardo Cipollini. Eccolo che passa ora Edoardo Cipollini, e allora siamo, eccolo lì il fratello Francesco Cipollini che dà di nuovo, incoraggia il fratello più piccolo. Eccolo ancora, stiamo seguendo proprio, ed eccolo lì Mario, lo aspetta Mario Cipollini che incoraggia il nipote. In questo momento gli ha dato la borraccia di nuovo Mario Cipollini, che adesso è sempre presente per Edoardo. Stiamo seguendo, un po' rimasto attardato Edoardo, però vedremo, perché ad esempio nella gara del 15 di agosto fece un grande rientro. Una foratura per una maglia della NBH Bank. Si è fermata una maglia, forse è quella di Bracalente, non lo so, non l'ho riconosciuto, ma sembra essere Bracalente, il corridore che ha forato, che era lì, che stava aspettando il cambio della ruota. Non ho visto se era quella posteriore, probabilmente era quella posteriore, la ruota del corridore marchigiano della NBH Bank. Ballan CSB Kolpak, formazione storica e formazione tra le più forti del panorama
Elite Under 23 e ora Continental. Stiamo con le immagini con Lorenzo Masciarelli, sta risalendo la famiglia Masciarelli, una storia nel ciclismo. Pensate, lui quest'anno ha vinto il Gran Premio Liberazione 50 anni dopo il nonno Palmiro, 50 anni dopo, subito dopo la gara, la telefonata con il nonno per dedicargli quella vittoria, lui che l'aveva vinta 50 anni prima, lui che è stato un professionista, lui che in famiglia ha tutti ex professionisti, e lui l'ultimo della famiglia, l'ultimo della casata Masciarelli, che sta inseguendo il sogno e che quest'anno ha dato veramente una scossa alla sua stagione. Proprio quel giorno veniva da dei risultati buoni, sta andando veramente forte Masciarelli, e vediamo dietro con il corridore alle spalle, con Manuel Oioli. Oioli adesso che si è voltato dietro, potrebbe essere Cattani in questo momento. Abbiamo visto Masciarelli con Oioli, quindi Oioli dovrebbe aver avuto qualche problema, forse sì, perché abbiamo visto che era davanti con Cattani, mentre Masciarelli ora è davanti con 10 secondi, eccolo laggiù, lo vediamo anche meno sul compagno di squadra, e Cattani non è tanto distante. Occhio davvero, occhio veramente davvero, occhio davvero per quello che riguarda la corsa, perché adesso abbiamo fatto per ora diversi chilometri di gara, vediamo chi si aggiudicherà. Sembra essere aspettato, lo aspetta Masciarelli, lo aspetta, e siamo dietro con Cattani, siamo dietro con Alessandro Cattani, che adesso dovrà fare un cronometro per rientrare sui due portacolori dell'NBH Bank, Ballan CSB Colpack, formazione che oggi ha corsa all'attacco con in ammiraglia un direttore sportivo giovane, anche lui, come Martinelli, come Davide Martinelli, direttore sportivo, quest'anno approdato alla Colpack, bravissimo, è stato probabilmente una scelta, sono stati bravissimi, sono stati veramente bravi, oggi hanno corso all'attacco, però hanno corso bene anche quelli della Team Technipace. Non è ancora finito perché non è distante, aveva il contatto visivo in una parte, abbiamo visto Cattani. Siamo a 31 secondi per questa coppia formata da Leonardo Volpato, il veneto, con lui il siciliano del team Opla, Andrea Alfio Bruno. Una stagione da incorniciare, una stagione che lo ha visto crescere, un po' è calato, però comunque sia rispetto agli altri anni è salito tantissimo. Tanto l'abbiamo visto in tante gare, ha vinto in provincia di Siena, ha fatto un grandissimo Gran Premio Liberazione di Roma, in cui probabilmente si meritava qualcosa di più, ma un podio che dà morale. In ammiraglia hanno un ragazzo giovane, in ammiraglia hanno un ragazzo giovane anche loro, come la NBH Bank, quindi vuol dire che c'è un grande lavoro. Siamo dietro intanto, siamo dietro con questi due maglie dell'MG, è rientrato anche Cantoni, quindi Cantoni con Parravano, poi William Herding, Bicelli, ed è rientrato anche Edoardo Cipollini, quindi rientrato anche Cipollini su questa qui, Bicelli e poi Parravano, un corridore che probabilmente, noi lo diciamo per le prestazioni che sta facendo, secondo il mio modesto modo di vedere, si meriterebbe un'occasione magari ancora di salire, perché è un ragazzo che ha dimostrato, è sempre lì, è presente. Lo scorso anno ha fatto una stagione importante, l'MG Capavis ci ha creduto e già un passo lo ha fatto, quest'anno è lì, dimostra ancora una volta di avere esperienza ovviamente per la categoria, ma soprattutto le gambe. Questa era una corsa dove ha fatto bene anche lo scorso anno e che quest'anno lo vede comunque tra i protagonisti. Prova a reagire William Herding, a proteggere quel numero 1 sulla schiena, che vuol dire che lui lo scorso anno dominò la corsa di Corsanico, il gallese di Flavio Zappi. William Herding a fare l'andatura, e siamo tornati davanti con la coppia scatenata della NBH Bank. L'hanno già vinta, l'anno di Verre 2021 fu l'anno di Alessandro Verre, che con la maglia della Colpack allora trionfò. Verre che adesso è professionista, e adesso stanno andando veramente forte questi due, stanno andando veramente forte. Siamo a 149 chilometri di gara con Manuel Oioli e con Lorenzo Masciarelli, bravissimi tutti e due, bravissimi. Dietro ritardo per Cattani che è salito,
45 secondi, ha dietro la sua ammiraglia che probabilmente lo starà anche incoraggiando, serve una delle cronometro come sa fare lui, però è difficile andare a chiudere su due che sono scatenati lì davanti, stanno andando veramente forti, poi lui è da solo, non è facile, le forze spese in precedenza ci sono anche quelle, ci sono tante varianti a cui stare veramente molto attenti. Noi abbiamo ringraziato veramente tutti gli sponsor, la società organizzatrice, ricordiamolo, 2026, il meeting nazionale giovanissimi che verrà di nuovo riorganizzato dalla società ciclistica Corsanico. È stata una festa di 4 giorni, sarà di nuovo 4 giorni di festa nel 2026, quindi bravissimi. Una corsa che quest'anno, per questa qui, che ha visto una grandissima corsa, bella, combattuta come sempre, meriterebbe sicuramente, come nel 2019 l'ha meritato il tricolore, vinto da Marco Frigo. È una corsa bella, secondo il mio modesto modo di pensare, è una corsa che merita perché è veramente molto bella, quindi bisogna fargli i complimenti comunque a chi la cura, ovvero alla società ciclistica Corsanica, a tutti i collaboratori che ci sono dietro e ai vari sponsor. Mentre siamo dietro, ritardo per la coppia Volpato e Bruno, 1 minuto, 1:30, stanno arrivando, eccoli qui, Cipollini, Cantoni, Parravano, William Herding. Questi sono gli atleti che compongono il drappello. Questo drappello, chiaramente non andare a chiudere sarà difficile, ci viene da pensare perché non è una cosa facile, davanti stanno andando veramente molto forte, però un piazzamento potrà essere sicuramente portato a casa. Mentre si risale adesso, con i due che stanno inseguendo, Volpato e Bruno. Leonardo Volpato, lui in Toscana, abbiamo detto da Juniores, vinse la prima edizione del Giro della Valdera. Andrea Alfio Bruno, corridore siciliano, grande stagione anche per lui. Si risale con Alessandro Cattani, una buona prestazione per il corridore della Team Tecnipace in Emilia Romagna. È stato bravo, possiamo dire, all'attacco, ha lottato, però chiaramente quest'oggi c'è stata una formazione che ha fatto meglio, senza nulla togliere la Tecnipace, che è stata la seconda formazione che ha corso probabilmente bene, ma si sa, davanti stanno andando forte, davanti vanno forte, stanno veramente dominando. Siamo alla Flamme Rouge, ultimo chilometro di questo trofeo corsanico. Flamme Rouge appena passata con i due mattatori, già con il pugno alzato, Lorenzo Masciarelli, il sorriso che si dipinge sul volto di Manuel Oioli, che sanno che saranno loro, dovranno solo decidere. La Versilia accoglierà altre 2 maglie. La Firenze-Viareggio è stata del team BS Carrera Premac, dati davanti a Iacomoni. Il trofeo SC Corsanico sarà tutto a tinte MBH Bank, Ballan, CSB Colpac. Saranno loro a festeggiare questo successo. Chi vincerà tra Manuel Oiorio e Lorenzo Masciarelli dovranno solo deciderlo. Hanno già iniziato probabilmente a parlarne, chissà che magari non sia arrivato. Cartello indicativo Corsanico, siamo vicinissimi all'ultima curva per entrare nel rettilineo finale con i 2 atleti della formazione lombarda. Gli applausi, la pacca sulla spalla per Manuel Oioli, che potrebbe festeggiare la vittoria, quindi parlano probabilmente per decidere chi si prenderà questa vittoria. Già pronti a festeggiare i 2 atleti, i 2 alfieri della formazione dell'MBH Bank, Ballan, CSB Colpac. Quando entreranno si prenderanno tutti gli applausi e la voce di Nicola Telari che li accoglierà sul rettilineo finale. Come da consuetudine, ancora i festeggiamenti bellissimi dei 2 atleti diretti in ammiraglia oggi da Davide Martinelli, ex professionista. Eccoli qui, li stiamo vedendo, eccoli che stanno per entrare. Eccola lì l'ultima curva, eccola qui. Si guardano dietro, ragazzi, avete fatto il vuoto, non c'è nessuno alle spalle, si mettono sul rettilineo. È dominio MBH Bank, Colpac, Ballan, CSB al trofeo corsanico. Manuel Oioli vince davanti a Lorenzo Masciarelli, doppietta MBH Bank al trofeo corsanico. Dopo Verre tornano a dominare questa corsa. Bellissima l'azione che hanno portato. Occhio perché è tornato su Leonardo Volpato, bravissimo, il corridore della campana imballaggi, bravissimo, come è riuscito a prendersi il podio.
ha fatto una salita da matti per vedere, e arriva ora Alessandro Cattani. Peccato, il podio sfiorato per poco per il corridore del team Tecnipes in Emilia Romagna, e dopo 2 anni dove erano andati sul podio fissi si accontentano. Gli applausi sono anche per il siciliano Andrea Alfio Bruno, bravissimo Andrea, quinto posto per lui, il corridore della Team Opla, quinto posto, comunque bravo, bravissimo lo stesso. Vediamo chi arriva, e arriva Edoardo Cipollini, arriva sesta posizione per Edoardo Cipollini. Gli applausi sono anche tutti per lui, ha corso bene, ha corso con la squadra, sesto posto, un po' di amaro in bocca gli rimane, poi Parravano, Erding, e poi arriva Bicelli in nona posizione, e poi chiude la top 10 il corridore dell'MGK Vis, Andrea Cantoni. Anche loro hanno corso bene, anche loro sono stata una di quelle formazioni sempre nel vivo dell'azione, non hanno sbagliato niente. Arriva ora Giuseppe De Laurentiis, con lui Simone Lucca, Aran Cucine Veius e Gragnano, 11° e 12°, comunque buona prestazione. E arriva ora un bravissimo, oggi al servizio dei compagni di squadra, lo scalatore marchigiano Diego Bracalente, che arriva davanti ad Andrea Innocenti. Bravo, ci ha provato Andrea, comunque sia un top 20 che porta. Arriva ora Martini della team Tecnipes in Emilia Romagna, eccolo che arriva, quindi è stata un'edizione bella comunque sia. Arriva ora Bagnara che chiude avanti a Salomone, e poi ecco via via che stanno arrivando. È arrivato ora anche Mark Valek della formazione, e arriva ora Matteo Regnanti del team Opla. Il replay della vittoria, Oioli su Masciarelli, la doppietta è MBH Bank, Ballan, CSB Colpack al trofeo Corsanico, terzo Volpato. Noi vi lasciamo alle interviste di rito con i protagonisti di questa bellissima corsa. Finalmente il primo successo stagionale al termine di una grandissima prestazione. Sì, finalmente davvero. È stata una stagione non buonissima per me, non lo nascondo, non avevo ancora vinto e non avevo fatto risultati di spessore. Oggi abbiamo fatto una gara spettacolare, penso, come squadra. Io, Lorenzo, ma anche tutti gli altri, perché noi abbiamo finalizzato, ma anche tutti gli altri ragazzi dietro ci hanno aiutato, eravamo sempre nel vivo della corsa e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi sono davvero felice. A chi la dedichi la vittoria? Oggi non posso che dedicarla ai miei compagni, perché è stata una vittoria corale di squadra. A Lorenzo, che ha deciso di lasciarmi la vittoria senza quasi neanche che glielo chiedessi, e a tutti gli altri. Una grandissima prestazione, sei rientrato davanti quando erano in due veramente con grande facilità, avevi una grande condizione. Ma sì, eravamo in superiorità numerica tutto il giorno, davvero una super squadra, sempre all'attacco. Arrivati in quella situazione sapevamo che Cattani era molto veloce, quindi nonostante Manu aveva una super gamba, arrivare in volata era sempre un rischio. E così, visto che avevo una grande gamba, ho provato a fare l'azione per riportarmi sotto, così che eravamo in superiorità numerica. Una volta arrivati sotto al gruppetto, appunto, è stato un testa a testa con Cattani, e Manu aveva una super gamba, davvero volava oggi, quindi non c'erano dubbi su a chi lasciare la vittoria. In questo momento stai pedalando veramente forte, l'abbiamo visto anche a Capodarco. Il prossimo obiettivo qual è? Ma sì, davvero mi sento di avere una bellissima condizione, peccato che nel Capodarca e Poggiano ho avuto delle forature che mi hanno portato fuori gara entrambe le gare. E i prossimi obiettivi sono sicuramente le ultime internazionali di stagione, far bene magari a qualche gara con i professionisti per mettersi alla prova. Grande finale per Leonardo Volpato, che sei arrivato terzo, non c'era niente da fare oggi con la colpa. No, già vedendo l'elenco partenti, di sicuro era una squadra molto forte. No, ho cercato di non correre comunque sulle ruote, ma fare la mia gara senza guardare troppo gli altri, però ovvio, erano in superiorità numerica dall'inizio, già dalla fuga iniziale, e hanno fatto un po' quello che volevano, però ho cercato di dare il massimo fino alla fine, e alla fine ho ottenuto un buon terzo posto. Comunque nel finale hai fatto una grande rimonta, devi essere soddisfatto. Sì, esatto. Bracalente dopo aveva forato qua quando eravamo in 4 ed eravamo rimasti io e Alfio Bruno dell'Opla. Abbiamo collaborato fino alla fine, sulla salita finale chi aveva più gambe è arrivato prima. Simona Barzotti, sindaca di Massarosa, credo una bellissima giornata vissuta oggi qui a Corsano.
Dopo tantissimi anni, perché siamo alla 35esima edizione, ancora una volta Corsanico è il protagonista di questa bellissima iniziativa. Bellissima in tutti i sensi, perché qua c'è un bellissimo spettacolo naturale, ma bellissima anche per i numerosi partecipanti, tanti ragazzi giovani con le loro famiglie che hanno l'opportunità e l'occasione di conoscere i nostri luoghi. Una bellissima iniziativa, dobbiamo ringraziare gli organizzatori che ogni giorno dell'anno si impegnano per far sì che questa giornata sia organizzata nel migliore dei modi. Credo che Corsanico ancora una volta ha dimostrato che c'è un paese, ma veramente c'è una grandissima unità di intenti per portare avanti queste manifestazioni. Una grandissima unità di intenti e un'attesa, ormai è un punto di riferimento per tutta la comunità. Abbiamo il piacere di avere ancora una volta a Corsanico Eugenio Gianni, Presidente della Regione Toscana, veramente un'amicizia nei confronti di Corsanico e di Massarosa che ancora una volta ha visto la tua presenza qui. Sì, anche perché ho condiviso in queste 35 edizioni qui a Corsanico dei momenti importanti. Ricordo quando fui chiamato a esprimere la candidatura per il campionato italiano Under 23, cosa che facemmo insieme, fu una bellissima edizione. Quindi intorno a questa scadenza annuale che si ripete da 35 anni, Corsanico in certi momenti diventa il caposaldo per poter chiedere in Toscana degli eventi come appunto i campionati italiani. Ecco perché io mi sento molto affezionato a questa società sportiva, a questo borgo, a questa realtà di Massarosa, perché vedo la passione per lo sport, l'impegno di tanti volontari che sono la base per far crescere dei giovani che diano finalmente al ciclismo le soddisfazioni che meritiamo, perché siamo la regione che ha dato i Natali a Bartali, a Nencini, a personaggi come Bettini, come Cipollini, come tanti campioni anche nel passato e in epoca recente. Elisa Montemagni è di casa qui a Corsanico perché ci abita, però devo dire la presenza è sempre costante e la vicinanza soprattutto alla società sportiva e a tutte le manifestazioni che si svolgono qui a Corsanico. Assolutamente sì, intanto le associazioni dei territori vanno sempre supportate perché ci sono tanti volontari e tante persone che si spendono per la riuscita degli eventi, anche per consentire ai nostri ragazzi, bambini, giovani di poter praticare sport. Lo sport è fondamentale, no? Nella vita di tutti noi, soprattutto dei più giovani, quindi è utile e serve che le istituzioni stiano vicine e che cerchino insomma in ogni modo di portare un contributo per portare avanti queste manifestazioni che anche se tanti anni che si fanno devono vivere e sopravvivere, anche perché come abbiamo visto anche oggi la partecipazione c'è e sono sempre molto importanti sia per Massarosa che per tutta la Versilia. Luca Menichetti, Presidente del Comitato Regionale Toscano, oggi ha seguito tutta la gara qui a Corsanico, una gara impegnativa, ma dobbiamo dire che il risultato finale credo che dia grande soddisfazione sia agli organizzatori sia al Comitato Regionale. Allora, il comitato regionale permettimi un po' meno, nel senso che di atleti toscani perlomeno a podio non sono andati. Sono contento per gli organizzatori perché è stata una bellissima manifestazione, onorata da un podio di tutto rispetto, un vincitore ovviamente che si meritava la vittoria e che è stato insomma, per tutta la stagione e anche per quella precedente uno dei primi attori della categoria. Quindi onore a chi ha vinto, onore a chi ha organizzato, poi un podio e un parterre di tutto rispetto. Direi che insomma, gli organizzatori di Corsanico debbano essere orgogliosi di questa loro piccola creatura, che ormai tanto piccola non è, insomma sta diventando grande. Marco Panconi fa parte della società SC Corsanico, è uno dei capisaldi della società, soddisfatto di questa 35esima edizione? Sì, diciamo che è riuscita bene anche quest'anno, nonostante le previsioni meteorologiche che davano brutto tempo. Grazie a Dio oggi pomeriggio è venuto bel tempo e si è riusciti a poter fare una bella manifestazione. Dopo il meeting nazionale giovanissimi a Viareggio, subito dopo questo impegno credo che sia stato un grosso lavoro per voi allestire questa gara. Sì, diciamo che dopo il meeting questo è stato un pochino più semplice. L'unico problema è che sono due manifestazioni che si accavallano una dopo l'altra e naturalmente l'impegno è tanto.
Abbiamo visto comunque tantissimi collaboratori, dobbiamo dire ancora una volta tutto Corsanico era presente e ha collaborato alla manifestazione. Sì, il paese risponde sempre a questi eventi, ci sta vicino in tutto e per tutto, anche con tanti sponsor locali e di questo ne siamo molto fieri. Allora l'appuntamento lo diamo all'anno prossimo sia per il meeting che per la 36esima edizione. Sì, noi ci proviamo, ora dateci un bel po' di tempo per riposarci, rimettere un po' tutte le cose al suo posto. In occasione però volevo fare un ringraziamento all'onorevole Montemagni Elisa, che ci è stata vicina tanto in questo anno qui. E poi vorrei ringraziare anche il presidente Gianni, la sindaca Barzotti e tutti i collaboratori della società ciclistica che durante l'anno mettono un impegno non indifferente. Grazie a tutti. Doriano Angeli, presidente dell'SC Corsanico, credo che oggi tu debba essere soddisfatto della gara e di tutto quello che è stato il suo svolgimento. Sì, siamo soddisfatti, non è successo niente, siamo molto contenti, pensavo ne arrivasse molti meno, invece ci si può stare, ne è arrivata abbastanza, quindi va bene, va benissimo. Ancora tanti impegni per l'SC Corsanico dopo il meeting nazionale giovanissimi, questa gara che qualcuno aveva qualche dubbio, ma ancora una volta sei stato in grado di allestirla e allestirla nel modo migliore. Ma te ci conosci, lo sai, quando ci mettiamo in testa una cosa difficilmente ci fanno le scarpe, però siamo contenti, è andato tutto bene, ripeto, c'è stato da fare perché uscendo da un meeting come quello di Viareggio c'è stato un po' di lavoro in più, quindi però va bene, è andato tutto bene, siamo contenti. Abbiamo visto anche quest'anno tanto pubblico, soprattutto tanti collaboratori che sono impegnati oggi per la riuscita della gara. Sì, infatti io ringrazio tutti i collaboratori perché veramente quest'anno ci hanno dato una grossissima mano in tutti i settori, quindi siamo più che contenti.